Sai che Il carretto è un libro pieno di insegnamenti? Oggi ci troviamo a Vittoria, dove ci hanno segnalato una persona che ha fatto un grande lavoro di recupero. Ha affrontato le peggiori critiche, ma lui, convinto di quello che faceva, ha speso molte delle sue risorse per non perdere un pezzo di cuore del nostro passato. Un lavoro di recupero infinito e pesante. Quando lui inizia la raccolta di quello che a breve vi mostreremo, pensate, lo fece dentro una serra, forse solo per provocazione, ma quella serra diventò un museo serra. Oggi invece lo troviamo in uno spazio tutto suo. Lui dice: nessuna storia deve essere cancellata, altrimenti noi che figli siamo? Stasera, carissimi telespettatori, parliamo di colui che ha salvato un pezzo di storia contadina. Parliamo del signor Giovanni Virgo-d'Avola, che noi definiamo un patrimonio immateriale dell'umanità, compositore di storie, poesie, e ci parlerà dei suoi preziosissimi carretti. Eccoci qua, dopo la sigla iniziale, dopo la breve introduzione, ci troviamo qua in un luogo magico, come abbiamo anticipato, un luogo dove si conserva la nostra storia, la nostra identità, dove una persona molto lungimirante, lo definiamo tutti il poeta contadino, ha fatto un grandissimo lavoro di recupero. Ve lo presento. Con noi c'è il signor Giovanni Virgo-d'Avola. Buonasera. Grazie. Buonasera e grazie per averci accolto. Signor Giovanni, allora iniziamo da quando lei ha avuto questa intuizione. Sì. Quindi com'è nata? Perché diciamola pure, lei è stato pure criticato per tutto il lavoro che lei ha fatto, no? Sì. Criticato, una critica povera, no? Una critica di successo, una critica povera. Io quanto che volevo fare e ho fatto, Giardino delle Memorie doveva essere. Bravissimo. E quindi quando iniziai con il piede giusto, era il 1965, quando per la prima volta partecipai alla Sagra dell'Uva, epoca in cui il carretto stava scomparendo. Allora proiettai 50 anni in avanti, mi portai davanti a lui e mi mise a raccogliere carretta a non finire e mi metti sotto una serra. I miei fratelli, vedendo queste carrette, che carrette, ma che stai facendo? Era diventato un pezzo di ferro vecchio solo per cucinare i legumi. Ma che accatte carretta? Io ero adesso una ma è una donna, sai, una donna di casa, una donna che poteva ir a capire. Certo. Piglia una sera, zio, mamma, come sei, papà, Ma papà non mi diceva niente, ma mamma, sì, hai a frenare sto figlio. Giovanni, vieni qua, ma che sta raccogliendo un ferroviaccio? Mamma che poteva capire che io salvavo la storia. Bravissimo. E ci disse, no mamma, ma quello ferroviaccio, che ci diceva, stai salvando la storia, che capiva chi da salvare la storia. Stai attento figlio mio, stai attento, non raccogliere carretto, che se la accattare. E va bene, io continuai nella mia strada e questa era la povera critica, una critica di niente. Che però lei comunque non si è fatta influenzare, perché lei era convinto di quello che faceva. Sì, bravo. Perché lei scrive un passaggio, perché poi parliamo anche di questo libro molto molto importante che parla della nostra identità.
perché il carretto siciliano è tutta la vita contadina, è la nostra identità, quello che siamo. Lei dice che non si può cancellare con un colpo di spugna quello che hanno fatto i nostri certo, padri. altrimenti che figli siamo? Bravissimo. Il carretto per il popolo siciliano era una colonna di sostegno, un libro aperto che conteneva tutte le storie, quindi era pieno di insegnamenti questo carretto. Era un libro, appunto. Ha detto Dove era ho un libro studiato io. E E poi- il carretto il mio libro. E poi ricordo che il signor Vicatavola, che studi ha fatto lei? Oh, se per questi studi ho fatto Trebota a prima. Quindi ha una dote, un dono, dico così, prezioso. E come dice lui, per lui il carretto siciliano era il suo libro, il suo abbecedario, dove lui attingeva e assorbiva quello che è la nostra storia. Chi sto chi, e lo studiavo, Ci racconti un po', perché poi attraverso il carretto siciliano ci sono anche gli antichi mestieri, perché... Ah, certo, certo. E allora io posso raccontare quello Certo, che ho studiato sul carretto. Bravo, infatti. Allora, il carretto, storia del carretto e i suoi simboli. Quando l'uomo aveva mano e forza e stesse tenaglie, si coniava lui stesso per il suo lavoro. Allora, figurati, l'armonia di ogni bottega, mastri e garzone tutti in coro, con gli attrezzi da lavoro, creando un eco musicale, Una sinfonia. un vero concerto da maestri da lavoro, svegliando il paese dopo aver cantato il gallo con il tintinnio dell'incudine e martello. Una bottega all'altra, muri imprattati di vernice, un paladino disegnato di gesso o carbone, testimoniava come insegna la bottega del decoratore. Insomma, potierò per turerò carretto. Entriamo nella bottega dell'artigiano del ferro battuto, l'arabisco, ecco scantite quei botteghe. L'artigiano con la forgia roventava il ferro, con l'incudine e martello modellava fiore, uccelli, personaggi storici, biblici, leggendari, mitologici e segni zodiacali. L'uomo ricalcava la vita, fatta di mite e di leggende, dal sacro al profano, e la riproponeva nei suoi mestieri, facendo leggere a chi l'analfabeto, perché quando passava in carretto, guardare oh, che storia c'è di sto carretto? La prima cosa dopo le aveva rotte, su due era sbuscilato. E allora, spieghiamo che cosa è sbuscilato. Questo derivate termine. da buscile, se era la boccola buona o era fenuta, consumata. Dove ci sono le ruote, giusto? Sì. E allora se era consumata faceva più larga sia ed era consumata la boccola e così faceva ciascuno. Oh, che sbusciolata sto carretto! Tutta quella frase non si può dimenticare. Quindi, ritornando adesso all'inizio di questo racconto, in questa saga dell'uva, che cosa è successo? Ecco, la sagra dell'uva mi ispirò che il carretto era sorpiantato dai mezzi a motore. Io dissi no, non servirono più le storie perché tutte le botteghe sono state chiuse, perché è cambiato il legno, non lo lavorò più, l'uomo entrò la plastica. E questa plastica? E questa è lo spaccato legno che difendeva miliardi di anni, non ha difeso più l'umanità, è stata la plastica. Domani mangeremo pure un pane di plastica. E quindi io certamente sono stato lungimirante. Andiamo, questa barca o sciurnata o senza sciurnata, dobbiamo remare. Era in alto mare e avvicinai alla spiaggia. E come infatti state vedendo tutto questo bene di Dio che ho raccontato. Ha iniziato il lavoro di recupero. Quindi lei ha recuperato tutti questi carretti, ma non solo i carretti, lei ha recuperato Sì, certo. la storia contadina siciliana, della Sicilia orientale, perché vediamo tanti pezzi, tanti arnesi di vita contadina che i ragazzini ormai... No, a chi?
E mi venne facile a raccogliere queste cose che vedete qua, ma facilissimo, perché quando io compravo un carretto, il carretto era tornato del suo rosario, tutti gli oggetti che appartenevano all'agricoltura, al carretto. Ecco. Quindi comprava il carretto e nella cartaria veniva alcune cose che ma posso pigliare, casa pigliasse. Allora da là alla Z e io caricavo carretto e caricava carretto e tutti i piccoli oggetti che trovava nella cartaria, loti, cruvelli, carratella, ogni cosa zoccoleria chi sta appartenendo al carretto. E se lei non li prendeva queste cose, oggi certo, qua non c'erano. Questo appartiene alla vita di ieri, pigliamola magari. Questa per esempio è la stanza di mia mamma e l'ho voluto ricostruire. Bravo. Ritornando ai carretti. Allora, qua vediamo tanti modelli di carretti. Quindi ogni carretto ha un suo uso. Sì. Di solito il carretto viene costruito per l'agricoltura, ma c'erano anche i carretti dei leguami per raccogliere la notte. Quello che passava la notte e suonava e ci davano i cantari, come si chiamano? I cantari che sono? I sellette, la comoda e così via. Perché una volta non c'era il bagno in casa, quindi parliamo la via, ma tutti i poveri ragazzi. E quindi c'era questo carretto con questa autobotte, con questa con questa botte. Ma guarda, io te lo voglio recitare in poesia. Bravissimo, bravissimo. Facciamo una cosa. A ferie e mezzanotte, solo massa Peppe, un paio di scarpe si va a catta. Tutto cuore sulle sola ce lo rigiuvenature. Ce lo vado poche lire e ci vinno le cartone, perché i tanni scarpe a ferie mezzanotte, li facevano di cartone, allora perché si faceva di notte. Certo. E ci vinno le cartone. E contento un massapeppe che ha usato frisco, canto oscuro, si mette a camminare. Come fa c'è in qualcuno di passare, come fa a scanziare? Arremodono le sole. E si mette a bestemmiare, tutto cuoio e fa mozione, che appariscono i cartoni. Mentre sulle 3 di notte, deve permettere a ferie mezzanotte, passano mentre sulle 3 di notte passa un mulo con un carretto, caricato di navuzze, va suonando la trombetta, sono un buono carrettiere che raccoglie le polpette e l'oliguorio della notte. E questa era una passa, un momento Io lo adoro, quest'uomo, lo adoro. Quindi, ma lei come fa a ricordare tutte queste? Questo non me lo dica perché non ci posso rispondere. Non posso rispondere, non lo so. È madre natura che gli ha dato questo dono. Grazie a Dio che... Allora, io quest'uomo lo definisco un patrimonio immateriale dell'umanità, perché è una sapienza infinita di quello che eravamo, di quello che siamo. Perché se si perde l'identità non sappiamo più chi siamo, giusto? Ma certamente l'identità è il marchio che dobbiamo portare, questo appartiene a Cartagerone. Bravissimo. Questo a Vittoria. Ogni territorio ha quella sua specificità. Perché l'uomo viene forgiato dal territorio. Se io avessi nasciuto a Cartagerone, io i fico li chiamassi biffere. Bravissimo. Se invece nasci a Vittoria, li chiamo fico. E allora a un certo punto che succede? Succede che l'identità è la cosa più bella, come il vino fino a pezza. È importante. E un buon panno fino a pezza, capisci? Un buon panno fino a pezza, io vino fino a pezza, buono. Fino all'ultimo buono. Ecco. A questo punto non solo che io ho raccolto, ma ho scritto il canto del carretto e al carretto ci ho dato la parola. E nel carretto e non ave parola, ma cantare fa la sua storia. Cosa cerviendo ufficio d'artigiano che l'arte ce l'ha pendeso ricche mano. Pigliavo legno e azzeccavo a sbarrare e travagliando e da così scorpiendo un attrezzo di travaglio io facendo. Sto paroraste porta a luce, un fuso i sorrote fa forgiare
i busci, le casuna, campana, fierro battuto te naso sottana. Poi c'è la chiave che è tutta intagliata, con portiello e osoma a scendere, e l'artigiano quando lo finio una coperta delle zite recamao, e lo petture che lo petturao dell'arcobaleno in colura pigliao. St'opera d'arte, quando lo finio, all'ultimo carretto lo chiamavo. O carretto cartollina diventato per la sua storia e per lo suo passato. Grazie. Qua ci vorrebbe un applauso di quello non indifferente. Il dialetto, è importante anche quello? Ma il dialetto è importantissimo, solo che nessuno si cura. Ormai non lo sanno più neanche le future, le allora nuove tu generazioni. devi immaginare il dialetto quanto è importante. Aspetta, mi posso attrezzare? Sì. Un mio dialetto è sempre vivo, caído da lingua batte ancora. Certo, non è protetto come allora, che parlavano tutto universale. Con tutta questa frequenza di giornale, tutto quanto è nato io a scuola, ho imparato tutto l'italiano. E questo mi pare che è una cosa buona. Io parlo lo dialetto fino a ora, pare un cristiano che non ha parola, meschino, arrestato. Però ne sono sempre soddisfatto, che fu la lingua che mi fu dotata, la madre natura e dei vecchi che sono tramontate, che ci passarono la sua vita. Sto dialetto mi fu raccomandato di tenerlo come un orto coltivato. Sto dialetto l'ho custodito, giornate sane io ci ho passato. Oh, qualcuno l'ha scippato e io l'ho seminato. Bravissimo, quanta verità, quanta verità. E questo è il dialetto, dedicato al dialetto, quanto è importante il dialetto. Ma parliamo sempre di là, sempre ma la non stessa solo cosa. il mio, i dialetti vari. Ogni paese ha il ecco. suo, è normale. Ed è questo, ai ragazzi, ai bambini, è importante non farli dimenticare che comunque sia chi siamo e da dove arriviamo, giusto? Io l'altro giorno quando ci siamo incontrati col signor Virgadavola gli ho detto una cosa che mi riprese, praticamente l'ho praticamente paragonato, infatti gli ho detto: signor Giovanni Virgatavola, lei è uno degli ultimi cantastorie in Sicilia. E mi disse: no, perché? Bravo, perché la natura... Guardiamo i nostri telespettatori. La natura difende le sue erbe, 2000 anni in avanti, che non mangiare i piacere. Quindi difende le sue erbe come la mamma difende il suo bambino. Un paese senza poeti, senza cantastorie, ma che paese è? Questo è il rosario, la catena, susseguire, vivono ogni cosa e la natura si crea al momento opportuno quello che ci serve. Quindi è una cosa che va tramandata da una generazione all'altra. Sì, la natura già si crea. Oh, mi servono i formiche, sta bene i formiche, e fanno Quindi lei pensa che in un lontanissimo futuro avremmo sempre qualcuno... Non sono l'ultimo io, ecco. Ce ne sono ancora. Io questo, guarda, lo spero, perché ognuno di noi assorbiamo certo con altro modo, linguaggio, con altro non così folcloristico, io... però non è tanto folklore ma è tanta identità. Sì, perché io ho tutti i mezzi ancora, cioè io il linguaggio naturale, e alla il sapienza linguaggio originale, perché l'ha vissuto. certo. Certo, uno mi fa: ma chi sto come parla, resta che è scecche, ma avessimo salvato un mondo su domani sia formo che è scecche. Bravo. Un'altra cosa, questo lo dico io, perché intanto io consiglio a chiunque di venire a prendere questo libro, perché è un pezzo della nostra storia a casa, importante, perché qui dentro ci sono
io mi ricordo, cioè, leggendo questo libro, perché l'altra sera quando lei ci ha fatto un gradito omaggio che ce l'ha donato, quindi leggendolo io rivedevo mia nonna, rivedevo i Mini Minagli. Ora è tempo di Natale. Ora raccontiamole i Mini Minagli, che oggi i bambini dicono: ma che su ste Mini Minagli? Quando venivano dette queste cose? Proprio quando faceva freddo e addomavamo la conca e monanna ne contava i conti, i Mini Minagli, i proverbi, ogni cosa. E la Mini Minaglia sai com'è? Una minaglia è una cosa corta, a 2 o 3 parole se ne esce. Ci taglia la testa, ci taglia la cura, ci spacca la panza e ne esce la signora. Questa è una mini minaglia. E io vi do la risposta, che è il fico d'India per quelli che non capiscono in siciliano, ma per gli amici siciliani è a figurigna. E ce ne navetta, ai, lasciatemi spogliare che vi faccio arrecare. La fica d'India. Ah, quindi ce ne sono 2 per questo. Signor Virgadà. Pane a volanza, non niente panza. E c'è pane a credenza, non niente panza. Insomma, va. Sì, e questo che cos'è? I proverbi, questo è un proverbio. Pane a volanza, non niente panza. Deve avere il frumento a casa. Ecco. Non che la gli accattare. Dice il bene sa desiderare la sua casa. Ecco, bravo. Ecco, questo. Un'altra cosa, tra i carretti, cioè ci sono carretti tipo, io almeno da quello che ho potuto apprendere di qua, tipo il carretto palermitano, il carretto, cioè i decori, i colori. Leggendo un libro, anche attraverso i colori si può individuare un carretto agricolo con un carretto sì, certo, era il cappio rosso a Vittoria, non usavamo, rosso, che era pittura a catanese, ecco. Non era a palermitana, ecco. Perché noi siamo a Oriente e quindi siccome Vittoria ebbe l'occasione nel 1800 1700 i mezzi, perché Vittoria è un paese agricolo, la prima economia è stata l'uva, il vino. Vittoria, e certamente c'era bisogno di mezzi, dei trasporti. E allora certo. I catanese, più vicino a Vittoria, sentiano dire che a Vittoria sarà più un mercato di costruzione. E allora perché Donna Vittoria a quell'epoca, nel 600, fece un manifesto perché come faccio a popolare questo territorio e mise un formaggio andare a terra. Che cosa significa? Fece un manifesto che viene a popolare a Boscociano, Cirugno, Grazie, Franchigia e Terrene allo scopo di piantare vigna, 4 tummine di frumento per ogni salma di terra. Chi erano 4 tummine? Quella resa al raccoglio. Madonna, popolare, dice, ecco qua, ora posso iniziare. Tutta questa gente vengono senza artigianato, solo contadini per piantare vigna. L'artigianato era Comeso, la forgia, tutto questo era. E poi i catanesi sentiscono rire, perché non si sente rire, certo. Un paese che è in sviluppo. Certo, perché c'era una grande economia qua, si stava sviluppando una grande economia. Ma a Vittoria si costruiscono carretti. E sono venute catanesi, messinesi a costruire i carretti a Vittoria. Però hanno portato la sua arte, ma non c'è servito a niente. Perché voi eravate... No, perché il territorio che costruisce all'uomo e l'uomo si adatta al territorio. Quindi magari portaste l'arte tua di Catania, non ti serve a niente, che deve costruire in merito al terreno e il territorio che... cioè praticamente ti devi adeguare al territorio, perché era tutta un'altra cosa il sistema terre eccedentate. Invece Vittoria non avendo queste tracciere senza si dovette accontentare, tu devi costruire carretta con la forgia di come sei Vittoria. È inutile che portaste l'arte perché un catanese non ci serviva a niente e dovette sistemarsi a come è.
Però il decoro, i colori erano diversi. Solo la struttura del carretto la dovettero fare basando su questo territorio. La pittura emergiò e si dice pettata a catanese. Questo è vero. La pittura a catanese a Vittoria si usava a catanese. Quindi loro erano più... Ecco. Non si diceva la struttura a catanese, no, la struttura dovette, perché non è la pittura che deve andare a lavorare, è il carretto, certo. Anche senza pittura, Certo. poi che c'è la pittura ci accontentiamo. Sì, la pittura è stata a La catanese. pittura diciamo che a livello estetico, anche se ogni carretto oltre alla pittura racconta una propria storia. Certo, questo Quindi quali sono i personaggi? Ma le guarda, storie? il carretto è stato la pietosa storia di Genoveffa, Paolo e Francesca, ma tu ti rendi conto, Giulietta e Romeo, e poi c'era Cristoforo Colombo, quanto è stato dipinto. Non parliamo della cavalleria rusticana, Certo, perché la baronessa di Carini. i carrettieri Certo, avevano carrettiere viandanti che facevano i mercati, Vittoria, Catania, Messina, avevano il carretto con la cavalleria che era rusticana. importante. I paladini di Francia, ma questo era per dimostrare che era siciliano. Ok. Allora, intanto adesso ci fermiamo con la prima parte, perché raccontare tutte cose in una volta non ha senso. Quindi fermiamoci qua, fine prima parte. Arrivederci.